Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio parlare di una cosa che ho già ribadito altre volte e che è molto importante e che riguarda i bovis di una persona, cioè la frequenza bovis del corpo eterico di una persona. Allora, la cosa principale che voi dovete sapere è che la maggior parte delle persone a questo mondo ha una frequenza che va fra i 7000 e i 9000 bovis. Diciamo che nel settore bancario delle grosse banche dove la gente conta ci sono dei specialisti che valutano l'assunzione tramite i bovis, anche tramite i bovis. Io ho parlato con la responsabile della terza banca più grossa del mondo e mi ha garantito che lei non assume nessuno o quasi nessuno se non è circa a 9000 bovis. E vi sto parlando di 19 anni fa, mi ha raccontato questo fatto. E diventano matti a cercare gente che sia sui 9000 bovis. Quindi voi potrete capire che se la terza banca più grande del mondo fa fatica a cercare 9000 bovis come dipendenti, vuol dire che un perché ci sarà. Purtroppo oggi in internet si sentono tante favole e tante persone si improvvisano esperti in radiestesia radionica, però purtroppo la situazione è così. Le persone normali viaggiano fra i 6.500 e gli 8.000-9.000 bovis. È più facile scendere di bovis che salire. Per salire di 100 bovis bisogna di 100 bovis, e lo ripeto, bisogna lavorare una vita intera non basta. Perché questo? Perché purtroppo è collegato al karma. Però io ho visto gente da 14.500 bovis scendere in una vita a 2.500 bovis perché aveva incasellato vari problemi nella sua vita, problemi chiaramente materiali. Quindi spesso e volentieri la malattia si assesta dai 6.500 bovis in giù. Molte persone, anche materialmente ricche, vivono una vita a 5.000 bovis, ma perché sono molto attaccate alla materia. Meno si è attaccati alla materia, più si è facile a salire di bovis. Una persona che dai 12 ai 16.000 bovis ce n'è una ogni 1.000.000. Quindi è inutile che la gente controlli se stessa e dica ho 12, 13, 14 e chi più ne ha più ne mette, perché nella realtà ce n'è uno ogni 1.000.000 e molto probabilmente nella vita prima era un avatar. Vi ripeto, ci sono banche che assumono solamente gente o cercano di assumere gente che abbia almeno 9.000 bovis e fanno una fatica immensa. Quando vedono una candidatura che è sotto i 6.000 bovis, la cestinano. Quindi, cari miei, i bovis bisogna guadagnarseli. Infatti, quando vi faccio vedere le istruzioni per poter usare dei circuiti, vi faccio vedere anche, prima di tutto, il quadrante radiostesico, se si può usare quel quadrante. Vi faccio vedere anche l'orario, perché ci sono dei circuiti che se voi li usate è vero che vi fa aumentare i bovis, ma è come mettere un contenuto di una piscina di acqua, cioè l'acqua contenuta in una piscina dentro un lavandino, e quindi è chiaro che l'apparecchio fa aumentare i bovis, ma voi sareste bruciati da tutta quell'energia alla distanza e il corpo eterico si saturerebbe. Quindi bisogna sempre stare attenti a restare nel proprio range di bovis e lavorare forte, lavorare proprio duramente sul proprio campo energetico. E quindi ricordatevi, 100 bovis bisogna lavorare una vita per tirarli su. Non è che si può dopare il corpo eterico, si può migliorare e curare, come vi ho spiegato in altre pillole, con la meditazione e con l'alimentazione particolare di melatonina, vitamina C. Però quando vi faccio un caso, anni fa su un gruppo social c'era un bravo uomo che aveva 5.000 amicizie, era piuttosto seguito, e un giorno
si presentò con e gridava al mondo di metterlo sotto il letto, che avrebbe alzato le persone. Al che io lo contattai in privato e gli dissi: guarda, non devi far così, perché se tu metti questo circuito che effettivamente ha 900.000 bovis, bruci le persone, gli bruci il corpo eterico. Questa persona, un po' che era invaghita dall'entusiasmo di aver capito cos'erano questi bovis e un po' anche perché era ignorante in materia, parlava a 5.000 persone e gli diceva di metterlo, di stamparlo, di metterlo sotto il letto. Guarda, della favola io gli controllai anche come stava a livello fisico e a livello del cuore e vidi che aveva problemi di cuore e che dopo un po' di tempo purtroppo sarebbe mancato, e così è stato. Perché vi dico questo? Perché molte volte, un po' presi per l'entusiasmo di conoscere la radionica, un po' per mancanza di conoscenza, un po' perché si seguono i preferai magici, non si riesce a capire bene che questi bovis sono la frequenza del campo eterico che abbiamo ed è la cosa più preziosa che abbiamo per poter sopravvivere bene in questo mondo. E dobbiamo curarci, non aumentare, ma cercare di crescere di 100 bovis in una vita. E vi ricordo che una persona che ha 16.000 bovis è una su 1.000.000. Non potete pensare di dopare il vostro campo eterico. Potete casomai metterlo in un circuito radionico per tenere i bovis buoni che avete, ad esempio se ne avete 8.000 mantenerli, ma non potete pensare che da 8.000 passate a 10.000, perché sarebbe come prendere una sbronza o come dare 100 litri di acqua a una persona che cammina nel deserto e ha sete di 1 litro. Capite? Quindi bisogna sempre stare attenti a quelli che dicono ti faccio aumentare i bovis a destra e a manca, perché sui gruppi social ce n'è di tutti i colori. Per questo vi ho spiegato che bisogna usare il circuito per l'orario. Quando voi usate un circuito dovete sempre chiedere al pendolino quanto tempo questo circuito deve lavorare su di voi. Poi un'altra cosa importante, ci sono delle categorie di animali, tipo i gatti, che i bovis li hanno molto più alti di noi. Io ho controllato un gatto che stava per morire purtroppo e aveva 20.000 bovis. Chiaramente per un essere umano 20.000 bovis è uno che cammina sull'acqua. Gli animali, tipo i gatti, arrivano anche tranquillamente a 50.000 bovis, perché hanno un'altra frequenza. Cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha spiegato una pillolina leggera, mi raccomando, se voi vi controllate che avete 8.000 bovis, dovete lottare non per portarlo su a 10.000, perché vi brucereste e potreste avere dei problemi fisici in futuro, ma non subito, magari fra 10 anni. E non pensate che prendendo un talismano, una calamita magica o qualsiasi cosa che oggigiorno vi vogliono propinare televenditori possano fare miracoli. I bovis bisogna guadagnarseli sul campo con meditazione, alimentazione e studio, perché come diceva Osho il peccato mortale è l'ignoranza. Cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano ha concluso la pillola, vi ringrazio di avermi seguito fino qui e vi chiedo di potervi iscrivere al canale di Hildegarda o di Marietto Veneziano o di raggiungerci nei nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Grazie e ciao.